A San Michele di Pagana si accende una luce di speranza, riaperta una delle attività del lungomare devastata dalla mareggiata di ottobre, determinante la vicinanza degli abitanti. Una scuola capace di ridare speranza ai giovani è la sfida affrontata stamani nell'incontro tra i presidi del territorio e il vescovo. La Chiesa, ha detto Monsignor Tanasini, è attenta al mondo dell'istruzione. Una retromarcia storica. Il giurista Gianfranco Schiavone legge così il decreto sicurezza sull'immigrazione. A Soria ha spiegato che l'impianto della norma creerà maggiore disagio sociale. 50 anni vicini alla gente. La parrocchia di Maria Madre della Chiesa ha festeggiato il giubileo nella solennità dell'Immacolata. Ora il cammino prosegue nella comunione con le parrocchie cittadine. Al via la sperimentazione delle isole ecologiche informatizzate a Chiavari. 4 postazioni aperte 24 ore su 24 per i residenti e fruttori del centro storico. Per l'utilizzo basta la tessera sanitaria. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. Sono passati poco più di 40 giorni dalla mareggiata di fine ottobre. Le ferite sono ancora aperte in molte delle località colpite. Una di queste è San Michele di Pagana. La splendida baia, incastonata tra Santa Margherita Ligure e Rapallo, in una notte ha perso gran parte delle attività del lungomare. Una di queste però ha riaperto in questi giorni e ha dato una nuova luce di speranza per quanti abbiano subito danni. Oltre 1 metro di sabbia dinanzi all'ingresso principale e la non consapevolezza di quanto potesse essere accaduto all'interno. Il gestore di uno dei locali lungo il litorale di San Michele di Pagana Rapallo racconta l'esperienza vissuta in occasione della mareggiata di fine ottobre. Solo al momento che apri la saracinesca ti rendi conto e ci siamo trovati praticamente un 10-20 centimetri di acqua, il legno gonfio, i frigoriferi che sono partiti. E la prima cosa che fai è che ti viene da piangere, quello è normale. Allo scoraggiamento iniziale ha avuto la meglio il desiderio di rialzarsi, trovando una soluzione alternativa anche per la vicina gastronomia, sempre di proprietà degli stessi titolari, che non riaprirà entro l'estate. Ci stiamo organizzando, prendendo un altro fondo diciamo, non proprio sulla spiaggia ma dietro, e dove faremo la nostra cucina e una vendita di gastronomia per poter anche dare a Wine Art tutti i nostri piatti tipici liguri. I primi ad incoraggiare i gestori sono stati proprio i clienti, gli abitanti di San Michele di Pagana, il parroco, un'ondata di solidarietà più forte anche della mareggiata. Molti clienti sono venuti a consolarci, sono venuti a dire ragazzi volevo essere il primo a bere il caffè da te. E dico la verità, ha fatto molto piacere perché poi secondo me il fattore umano fa tanto. A distanza di oltre 40 giorni dall'evento calamitoso, uno dei locali danneggiati dalla furia del mare è ripartito. Abbiamo già iniziato con la pentolaccia, i giochi per i bimbi, insomma stiamo cercando di... diciamo tra virgolette come se non fosse successo niente. Nel buio della notte, in una baia incantevole incastonata tra Santa Margherita Ligure e Rapallo, è tornata a brillare una luce. Forse ci hanno scambiato per un faro, perché praticamente San Michele fino a qualche giorno fa era completamente buio, e accendere una lucina voleva dire beh comunque lì c'è ancora viva, c'è qualcuno ancora che ha voglia di fare, cioè abbiamo acceso secondo me la luce della speranza. Tradizionale scambio degli auguri di Natale tra il mondo della scuola locale e il vescovo diocesano. L'incontro si è svolto questa mattina nella sala Ferrari del seminario di Chiavari, presenti i presidi del comprensorio. Sul tavolo le sfide che la scuola è chiamata ad affrontare. Sentiamo. La povertà di speranza negli studenti preoccupa i dirigenti scolastici, una povertà sottolineata dalla CEI, condivisa stamani nell'incontro con il vescovo in curia. Secondo la dirigente del Marconi del Pino di Chiavari, Daniela Loero, per fare un esempio, negli ultimi anni si sono spenti i sogni dei maturandi, non hanno chiaro il loro futuro, pensano ad un anno sabbatico, troppo spesso vogliono partire e andare all'estero. Per riaccendere la speranza, la scuola deve essere in grado di ripensare se stessa e ascoltare i ragazzi. La sfida di oggi, come scrive il cardinal Bassetti, presidente della
CEI e far sognare di nuovo gli studenti, come in una sorta di primavera della scuola. I ragazzi possono essere anche ribelli, lo sono quasi per natura, perché nel cercare il futuro c'è una energia che talvolta diventa anche aggressività. La scuola deve riuscire a trovare una progettazione educativa in grado di parlare ai ragazzi del presente e di fornire loro un'indicazione autentica che li coinvolga nel progetto complessivo della società. Secondo Kunkler, poi, negli anni non è stato dato il giusto peso alla formazione continua. Gli adulti che studiano sono quasi visti con sospetto o derisione. In realtà il nostro paese sta scendendo una pericolosa china. OCSE dice che l'Italia si trova agli ultimi posti nelle competenze di lettura e nelle competenze di calcolo. Addirittura si parla del 70% della popolazione adulta italiana che non raggiunge il livello 3 delle competenze europee, che significa che ha difficoltà a vivere e a lavorare nel suo tempo. Che rischio si prefigura secondo lei? Il rischio maggiore è quello di una società che non è all'altezza del compito che la democrazia richiede, perché la democrazia non esiste se il popolo non è nella condizione di comprendere fino in fondo il mandato che conferisce ai propri rappresentanti. Il vescovo ha spiegato che da anni la Chiesa è attenta al mondo della scuola. In diocesi peraltro c'è buona collaborazione, con calendari di incontri e nuove proposte. Monsignor Tanasini ha spiegato che è in preparazione un testo, una sorta di vademecum con tutto quello che la Chiesa può fare per contribuire al futuro delle istituzioni scolastiche. Scatta alle 19 di oggi e durerà fino alle 7 di giovedì lo sciopero dei benzinai liguri. L'agitazione, che nella sola provincia della Spezia si concluderà alle 7 di venerdì, è stata indetta da Fibe Confesercenti e riguarda i gestori a marchio API, IP e Totalerg per protestare contro la politica giudicata discriminatoria di Italiana Petroli, società proprietaria degli impianti. Nel mirino della protesta del sindacato rientrano la precarizzazione del rapporto contrattuale, le condizioni economiche ed operative che non garantiscono la sostenibilità delle attività esercitate, la vanificazione delle garanzie assicurate dalla contrattazione nazionale prevista per il settore della distribuzione carburanti. Un preoccupante cortocircuito democratico viene immaginato dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione dopo la lettura del nuovo decreto sicurezza in materia di accoglienza. A parlarne nei giorni scorsi a Sori il giurista Gianfranco Schiavone. L'impianto normativo, ha sottolineato, rischia di creare maggiore disagio sociale. Una retromarcia storica. Il giurista Gianfranco Schiavone legge così il decreto sicurezza. Invitato a Sori, spiega che il vecchio sistema di accoglienza aveva una logica di integrazione e promuoveva una rete per evitare la ghettizzazione dei migranti. Anni di impegno che, a sua detta, rischiano di finire in soffitta. Per cui i richiedenti asilo sono persone da sistemare, da parcheggiare in grandi centri, da isolare, da ghettizzare, da non integrare. I comuni non se ne devono occupare, il territorio non se ne deve occupare, salvo poi che naturalmente queste persone esistono e poi a un certo punto comunque emergono e i danni, diciamo, di questa mancata attenzione, in realtà di questo mancato percorso di integrazione possono essere giganteschi. I grandi centri statali che il decreto prefigura saranno come dei grandi parcheggi, dice il giurista, che immagina come dei pollai controllati da sorveglianti. Niente corsi di italiano, niente attività sociali, niente tirocini formativi, niente corsi di formazione professionale, cioè persone parcheggiate a fare niente tutto il giorno. Una logica folle, va avanti Schiavone, preoccupando non poco i presenti al Teatro di Sori. L'obiettivo a lungo termine sembra infatti quello di una ghettizzazione, con centri statali che costeranno poco sulla carta, in realtà, spiega il giurista, costeranno molto in termini di conseguenze sociali ed economiche. Con nuovi regolari abbiamo due effetti che qualcuno vuole sfruttare. Il primo è avere un grande esercito di riserva per il lavoro nero. Il secondo è avere un grande disagio sociale sul territorio. Il cittadino che passa per la strada e vede degli stranieri dormire per la strada non risale, per così dire, alla catena però del perché si è prodotto tutto questo e vede solo l'effetto e attribuisce alla persona in realtà la colpa, cioè dice beh è vero, no? Che questo è un problema, che lo straniero è un problema e quindi fa questo cortocircuito logico per cui chi ha prodotto il disastro in realtà poi si presenta come il salvatore dello stesso. Questo è il meccanismo, lo voglio dire con chiarezza, che ha prodotto tutti i regimi totalitari del Novecento. Stiamo parlando di questo, cioè sia il fascismo che il nazismo che gli altri sistemi totalitari sono nati esattamente così.
È mancato dopo una breve malattia Sandro Pistacchi, storico corrispondente da Sestri Levante del secolo XIX. Aveva 80 anni. A pochi giorni dalla scomparsa di Emilio Carta, un nuovo doloroso lutto ha colpito il mondo del giornalismo locale. Sandro Pistacchi era sestrese di adozione perché era nato a Roma, ma aveva sposato Giovanna Sanguinetti. La sua famiglia, già titolare di un albergo, gestisce uno stabilimento balneare a Sestri, attività che prosegue con la cura dei figli. Pistacchi per tanti anni ha ricoperto l'incarico di corrispondente per l'edizione del Levante del secolo XIX, occupandosi della città di Sestri per più di 20 anni, nel periodo cruciale della sua trasformazione. Uomo dai molti interessi, era impegnato nel sociale ed era un grande appassionato di filatelia. Dal punto di vista calcistico il suo cuore era diviso a metà fra la Roma e il Genoa, di cui era un grande sostenitore. Oltre alla moglie lascia i figli Diego, Marco, Flaminia e i nipoti. Il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Sant'Antonio a Sestri Levante. Il rosario sarà recitato domani sera alle 19 nella casa della famiglia. A tutta la famiglia Pistacchi le condoglianze da parte di Telepace. Oggi pomeriggio alle 16 il vescovo Alberto Tanasini presiederà la Santa Messa nella cappella del Seminario Vescovile di Chiavari. La celebrazione sarà in particolare per tutti gli aderenti alla comunità Pro Mundi Vita, un gruppo di persone che ogni giorno si ritrova in preghiera davanti all'Eucarestia per chiedere il dono di nuove vocazioni. La comunità parrocchiale di Maria Madre della Chiesa a Lavagna ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione della parrocchia. Lo ha fatto con la celebrazione dell'Eucarestia, nella solennità dell'Immacolata e con il pranzo nei locali parrocchiali. C'è un rapporto profondo fra Maria, concepita senza peccato per singolare dono di Dio, e la Chiesa. Lo ha sottolineato Monsignor Tanasini celebrando l'Eucarestia nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Il privilegio di Maria non la chiude in se stessa, in una gloria unica e personale, ma la apre al fatto che ella è stata l'inizio della Chiesa. La prima di tutti i cristiani, che sono chiamati ad essere come lei, immacolati, senza macchia, di fronte a Dio. Di qui l'invito a celebrare il 50° anniversario della fondazione della parrocchia con uno sguardo nuovo sulla Chiesa stessa, oggi vista sempre più per le sue macchie, per i suoi figli che sbagliano, piuttosto che per il dono di coloro che ne realizzano fino in fondo la vocazione di sposa di Cristo e con il desiderio di far parte della stessa comunità ecclesiale. Un invito dunque tanto più decisivo per questa comunità, intitolata proprio a Maria come Madre della Chiesa, che si è costituita il 22 agosto del 1968, 50 anni fa. La data della festa invece l'8 dicembre perché coincide con la consacrazione della chiesa parrocchiale, costruita in mezzo al quartiere nuovo di Lavagna come segno della prossimità di Dio alle persone. Credo che il sogno rimanga sempre un po' lo stesso, cioè che la Chiesa possa essere il segno della vicinanza di Dio, della prossimità di Dio in mezzo agli uomini, in mezzo alle persone. E questo sogno è continuato e si è evoluto, ecco, quindi dal primo parroco che ha iniziato, Don Romano, poi c'è stato Monsignor Gero Marino che in quasi 20 anni ha dato una formazione, una forma a questa comunità parrocchiale secondo quello che era il Concilio Vaticano II. E poi quasi 2 anni fa ho iniziato io e il Vescovo mi ha chiesto che la comunità di Maria Madre, insieme a tutte le comunità di Lavagna, possano iniziare un cammino di comunione. E nella comunione è proseguita la festa con il pranzo nei locali parrocchiali, un gesto semplice che ha riunito a tavola diverse generazioni. Le interviste che abbiamo realizzato nel corso della festa per i 50 anni della parrocchia di Maria Madre a Lavagna saranno proposte questa sera alle 21:10 nel corso della nostra trasmissione Si può dare di più, che conterrà anche le interviste realizzate in occasione del pranzo organizzato dalla Proloco di Levi a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. E ci sono ancora posti disponibili per chi desiderasse partecipare al concerto di Natale organizzato da un gruppo di musicisti locali a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio.
L'appuntamento è per il prossimo 21 dicembre al Teatro Sociale di Camoglia alle 21. Sul palcoscenico saliranno Oriano Castelli, Davide Martinelli, Gioacchino Costa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0185 39 35 10 o 347 27 65 518. Un momento gioioso di amicizia e condivisione è stato questo, l'incontro fra i bambini della scuola dell'infanzia di Chiesa Nuova Anè e i nonni ospiti della residenza Anni Azzurri La Margherita, che si trova sempre a Anè in località Botasi. All'incontro hanno partecipato i bimbi che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e i 25 nonnini ospiti della struttura. L'incontro, semplicissimo, è stato l'occasione per uno scambio di auguri in vista del Natale, per consegnare alcuni piccoli doni e per cantare insieme. Tanta la gioia e la commozione da parte degli anziani ospiti della residenza. L'obiettivo è quello di ripetere iniziative analoghe anche in altre occasioni. Sono passati da 63 a 100, su un totale di 235, i comuni liguri ricicloni, così definiti dal dossier di Legambiente presentato in occasione dell'Ecoforum Rifiuti 2018. I primi 10 della regione, tra quelli che superano il 65% della raccolta differenziata, sono quasi tutti savonesi, con una percentuale oltre l'80%. In provincia di Genova, al primo posto tra le amministrazioni virtuose c'è il comune di Levi, con l'81,7%, decimo nella classifica generale. È invece la provincia della Spezia quella che ricicla più rifiuti. Qui spicca il dato di Carro, piccolo comune dell'Alta Val di Vara, dove viene riciclato l'83,6% dei rifiuti. E saranno inizialmente 4 le isole ecologiche informatizzate, operative nel centro storico di Chiavari, posizionate in via Marana, piazza Verdi, via Marsale, largo Pessagno. Saranno attive 24 ore su 24 a disposizione dei residenti per il conferimento dei rifiuti in modo differenziato. Da oggi prende il via la sperimentazione, che avrà una durata di 2 mesi. Si passa la propria tessera sanitaria nel lettore, si sfiora il sensore alla base dello sportello e una volta aperto si conferisce il sacchetto. Carta, plastica e metallo, secco e umido. Sono 4 le tipologie di rifiuto che è possibile conferire nelle nuove isole ecologiche automatizzate di Chiavari. Installate in 4 punti, via Marana, piazza Verdi, largo Pessagno e via Marsala, daranno la possibilità ai residenti e fruitori del centro storico di smaltire i sacchetti ad ogni ora del giorno, tutti i giorni della settimana. Ogni sacchetto sarà adibito a un tipo di rifiuto, quindi l'importante, noi chiediamo la collaborazione del cittadino proprio per cercare di differenziare il più possibile. Questo è decisamente importante per il buon esito della sperimentazione. Il conferimento sarà comunque tracciato. Ad ogni deposito si attiverà una telecamera per controllare la correttezza dell'operazione e rintracciare eventuali trasgressori. Avremo un controllo automatico dato l'incrocio con la tessera sanitaria che serve per aprire le isole ecologiche e incrocerà i dati con la telecamera. Vedremo chi realmente conferirà, poi ovviamente avremo sempre gli operatori sul campo per vedere che tutto lo svolgimento venga fatto in maniera regolare. Avremo un sensore di riempimento nei bidoni che all'80% darà un segnale alla centrale per poter intervenire con lo svuotamento, e abbiamo anche un sensore di igienizzazione. Ogni conferimento che avviene partirà un processo di igienizzazione. La sperimentazione avrà durata di 2 mesi e andrà in parallelo con le postazioni presidiate dagli operatori della Maris. Dopodiché, anche con l'inizio del nuovo appalto di gestione dei rifiuti di cui si sta per pubblicare il bando di gara, si valuterà l'estensione del servizio ad altre zone della città. L'idea è di avere un periodo di 2 mesi dove ci saranno ancora gli operatori, e poi l'idea è di estendere, di lasciare solo le isole presidiate. Se la sperimentazione andrà bene andremo avanti con l'estensione di queste isole ecologiche automatizzate alla città. La Croce Verde Chiavarese raccoglie regali di Natale nuovi e usati che verranno consegnati all'Istituto Baliatico. La raccolta si svolge nella sede di Largo Casini 10 a Chiavari entro il 18 dicembre prossimo. È inoltre possibile prenotare l'arrivo di Babbo Natale, sempre rivolgendosi ai volontari della Croce Verde Chiavarese nella loro sede, oppure telefonando allo 0185 322 422. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per tutte le altre notizie e gli aggiornamenti.
Le armi non tacciono, troppi altri invece sì. Nel rapporto Carista 2018 il legame tra guerre dimenticate e commerci di ordigni illegali. Sono state 186 le crisi violente nel 2017, solo il 3% degli italiani sa cosa sta succedendo in Africa. E poi i leader europei nella tempesta. Theresa May chiede all'Unione Europea negoziati d'emergenza, Macron fa mea culpa sulle tasse, rinviato il voto alla Camera sull'intesa della Brexit, il presidente francese vuole aumentare il salario minimo. Strage di Corinaldo in provincia di Ancona, 8 gli indagati, l'avvocato in prevendita 6.000 biglietti. Infrastrutture e governo, Salvini forza sulla TAV, referendum per il sì, e il ministro dell'istruzione a Natale meno compiti a casa. Eritrea, la speranza parla italiano, andiamo nelle pagine interne di Avvenire, ritorno al cuore dell'Eritrea, così la speranza parla italiano, viaggio nella piccola Roma d'Africa fino al 1975 abitata da migliaia di nostri connazionali, le ferite della guerra e del regime, la generazione perduta di chi è andato via e il nuovo desiderio di riscatto. Ora allo sviluppo condiviso servono scuole e imprese. Andiamo sul secolo XIX, l'Unione Europea, dateci la nuova manovra, le città del nord contro i tagli, Genova perderebbe 30 milioni, unita a Torino, Milano e Bologna, il governo ci penalizza, Di Maio oggi vede le imprese, sfida l'attivismo di Salvini, è nel mio ministero che si fanno i fatti. E intanto Ponte, una corsa a ostacoli per formare il pool di aziende, Genova il progetto ricostruzione. E poi ancora dal nostro territorio, il liceo linguistico il Davigo apre una sezione anche a Chiavari, giovedì il piano in commissione regionale. Sfida a Boccadasse sulla targa per Montalbano, per il famoso commissario Montalbano. E poi i danni della mareggiata, il sindaco dice datemi i poteri di un commissario, vediamo le pagine del Levante. Sale sullo yacht relitto, messaggio forte del primo cittadino a 40 giorni dal disastro, basta essere sindaco a intermittenza, voglio decidere, non ce l'ho con il governo anche se la mia proposta sull'IMU è caduta a vuoto, ma chi ha subito danni devono essere date risposte per avviare la ripresa. 40 milioni di euro e fondi necessari per la bonifica del Golfo di Rapallo. Andiamo adesso ad un calendario uscito in questi giorni, un calendario Strenna con 12 film culto. Nel 2019 gli attori dell'Anfas Tigullio Est sono da Oscar. A Chiavari viene al cinema con noi, si può trovare nella sede dell'Anfas di via San Francesco e domenica nella festa di solidarietà in piazza Mazzini. Anche quest'anno la Tigullio Est ha saputo realizzare un progetto scanzonato e ironico e c'è pure il volumetto Segreti di bellezza con i segreti di mamme e nonne e tanti consigli. Andiamo in redazione da Andrea Capitani. Emanuela, buongiorno a tutti, siamo a Chiavari perché stanno procedendo i lavori per ultimare la rotatoria in prossimità della foce del fiume Entella a Chiavari. Da questa mattina gli operai sono all'opera per asfaltare e rendere definitiva la rotonda, prima delimitata da New Jersey per un periodo di sperimentazione. Stavo proprio vedendo le foto di questa mattina. Finita la fase di sperimentazione, dunque la nuova viabilità regolamenterà il traffico all'incrocio tra Corso Marconi, via Trieste e via Tito Groppo. È tutto della linea. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio oggi. Altre notizie e servizi questa sera alle 19:15 con il TG13. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.